Si chiude il pomeriggio bolognese con questa condizionata per femmine di 4 anni. 10 al via, 1 Always on My Mind, 2 Aria Nuova OP, 3 Angus N, 4 Aiwa OS, 5 Aria Pink, 6 Arcana of Nando, seconda linea, 7 Adelasia, 8 Argentina Lux, 9 Afrodite 3B, 10 Aria Petral. Pronostico nettissimo per Aria Pink, 1,55 quota fissa, praticamente 0 quota al totalizzatore. Macchina che accelera, lascia sfilare i concorrenti con Aria Pink velocissima su Angusan. In terza posizione Aria Nuova OP lungo la corda, mentre all'esterno rimane Aiwa OS, al largo c'è Afrodite 3B che le rimane in scia dopo i primi 200 in 15,5 con Aria Pink favorita al comando. Seconda posizione per Angus N, al largo c'è Aiwa OS, poi anche Afrodite 3B che rimane in schiena, 400 iniziali in 31,7, ha subito moderato l'andatura Gianvito D'Ambroso in sediolo alla favorita Aria Pink, metà della seconda piegata, situazione tattica invariata, si formano più pariglie all'esterno, la terza posizione in corda è per Adelasia, mentre per Aria Nuova OP davanti ad Adelasia, gli altri a seguire. Intanto i 600 in 48,1, ulteriore rallentamento in curva e ora davanti alle tribune. All'esterno è sempre Aiwa OS che però non è per il momento minacciosa, è tra l'altro una delle outsider estreme. E così deve venire via in terza ruota Afrodite 3B quando siamo a 600 dalla conclusione. Afrodite 3B progredisce con in schiena Argentina Lux quando siamo a 500 dalla conclusione e Aria Pink è costretta ad accelerare a questo punto. Dopo 1 chilometro in 1,20, parziale in 15,2, con Afrodite 3B che va ad impegnare Aria Pink, si trascina Argentina Lux, lungo la corda è sempre Angusan, poi Aria Nuova OP e quindi Always on My Mind. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Aria Pink si presenta in vantaggio, in schiena c'è Angus An, lo scatto in terza ruota di Argentina Lux. Aria Pink nettamente al comando, in grado di accelerare ancora per vincere agevolmente. Il secondo posto sul palo è per Angus N forse, ma Aria Nuova OP l'insidia molto minacciosamente nelle battute conclusive. Andiamo a rivedere 29,4 intanto per la chiusa finale con Gianvito D'Ambroso che riporta alla vittoria Aria Pink. Netto il margine sul traguardo. Andiamo a vedere la lotta per il secondo posto. A questo punto Angus An mantiene ancora qualcosa di vantaggio su Aria Nuova OP che però si lancia al suo interno e sul palo appariglia l'avversaria. Ci sarà probabilmente foto per il secondo posto. Dal nostro punto di osservazione forse Aria Nuova OP piega Angus N. Ci sarà comunque foto probabile. 5 e poi foto fra 3 e 2 per questa settima corsa dall'Arcoveggio. L'appuntamento con l'ippodromo è per martedì 3 novembre.